Se la regular season finisse oggi occupando rispettivamente il sesto e il primo posto, Atletico Tormarancia e Roma Calcio 8 Green Club sarebbero entrambe ai playoff agli antipodi e avversari, proprio come oggi. Ma la Lega ci regala altre sfide prima dei playoff e se è vero che la Roma vuole vincere per portarsi a casa il titolo di campione della stagione regolare, lo stesso vuole fare anche l'Atletico Tormarancia che vuole tenersi stretto, con le unghie e con i denti, il sesto posto in classifica. Amici di Fanner, benvenuti al Circolo Sportivo Sport City, benvenuti alla 18ª giornata di Serie A, Atletico Tormarancia, Roma Calcio 8, Green Club. Questo? Proviamo? Visti che sono un po' troppi questi, se no... Vedi quell'altro da là. Vedi Pasquale l'organizzatore? Mario! Non ti vuoi così? Fredino per favore! Più che altro per lui è l'arbitro che ha chiesto. Io non lo capisco. Con me è uguale. Ma per mano? Ma non lui, per tuo. Scusa, per tuo. Ok, ci siamo. Calcio di inizio battuto da Roma Calcio 8, oggi maglia grigio scuro per la formazione capolista di questa stagione di Serie A, meno per ora, sfida con il Cotton punto a punto per andarsi a prendere il titolo di campione della regular season. Risponde Atletico Tormarancia, maglia azzurra, invece per formazione per ora al sesto posto in classifica, cerca di andarsi a prendere proprio l'ultima piazza disponibile per andare ai playoff. Qui attenzione, pallone alla fine rinviato in avanti, prova a imbastire azione offensiva Atletico Tormarancia, palla alleggerita direttamente all'estremo difensore, si mette in avanti. Qui il controllo non è dei migliori, il pallone termina in fallo laterale, anche umido il terreno, quindi il pallone tenderà a schizzare. Laterale battuto in avanti, subito pressing forte da parte dei giocatori del Tormarancia, sono riusciti a arginare l'azione offensiva della Roma. Si resta sempre sull'out di destra, avanzano pochi metri i giocatori della Roma, tentativo di tocco in avanti, poi va a terra il giocatore in maglia numero 8. Calcio di punizione già battuto per l'Atletico Tormarancia. Anche qui tentativo di imbucata non perfetto. E qui un rilancio, arriva a sponda, un po' fortunosamente, che però arriva a bersaglio, sempre Ciubi, anche lui scarica all'indietro, arriva ora il lancio in avanti, facile per la difesa e Atletico Tormarancia che riparte. Demo Fonti con la scivolata energica, c'è stato il capitano a bloccare l'azione degli avversari, e si resta lì sull'out di destra. Popara col tocco vicino, si va al rilancio e palla ancora preda del Tormarancia, sempre
Devo Fonti a puntare l'avversario, tenta lo slalom, sempre lui contro 3, oggi alla fine al compagno. Dai! Stringi, sali, prendi campo! Vieni in mezzo, sali! E qui è il pressing, alla fine si libera del pallone il portiere, palla che termina poi nella disponibilità Vedi che poi di Opara, portiere squadra avversaria. Rita, vieni! Dai la mano, lì! In avanti con le mani, palla che termina addirittura fuori. E Roma che può ripartire, attenzione però al pallone perso e recuperato da parte dell'Atletico Tormarancia. C'è equilibrio almeno in questo avvio di gara con il risultato sullo 0-0 dopo 5 minuti di gioco. Si lotta centrocampo, prova a far valere il maggior tasso tecnico a Roma Calcio 8 e con calma prova a imbastire qualche azione offensiva, si va in avanti, pallone, tentativo di allontanamento per quanto riguarda la difesa che non riesce, doppio tentativo di disimpegno che termina sui piedi degli avversari. Roma che ringrazia e riparte con Ecciubi, vediamo se si accende il numero 24, allarga sulla destra, arriva la prima conclusione, arriva la doppia poi conclusione, arriva anche il gol del vantaggio per la Roma Calcio 8, 5 minuti, 1-0. Grande Angelo! Dai, Andiamo, prendi campo! Vieni, Simmi! Stringi, Rita! Arriva! Parte l'Atletico Tormarancia, pallone giocato in avanti e perso di nuovo dai giocatori in maglia azzurra. Roma che se la cava con Ecciubi, ottimo sponda di testa. Ancora! Bravo Angeletto! Accorcia, vieni Simmi, Rita, accorcia a me, bravo, così, vai, Simmi, vai verso il centro, gira adesso, così. Non è spazzato in avanti, arriva lo scarico indietro, Roma Calcio 8 subito che sembra essersi messa padrona del campo. Scarico all'indietro di Opara con il rilancio buono, il pallone addomesticato e ancora rigiocato per lui, c'è il pressing parte dell'Atletico Tormarancia, se la cava ancora Opara con un rilancio in avanti, doppie palle vacanti sempre per dei giocatori della Roma, qui un pallone alleggerito sopra per il portiere dell'Atletico Tormarancia, lascia lì poi la sfera, fa ripartire i suoi con questo rilancio lungo, non c'è Mastrosanti oggi per l'Atletico, attenzione a questa sponda, guarda la conclusione col mancino, strozzata, anzi sporcata Fai allargare Angelo! da un giocatore della Roma, palla che termina lentamente tra le braccia di Opara, che qui con il rilancio non è proprio precisissimo, fa terminare il pallone in out. Accorcia! Stringi, Simmi! Ancora Demo Fonti, lui sull'out di sinistra, prova a rientrare già secondo dribbling, un po' troppo rischioso tentato dal numero 11 dell'Atletico che infatti non si è concretizzato, qui un tentativo di tocco in avanti da parte della Roma, non va in porto anch'esso, allora Atletico Tormarancia che ci prova per vie centrali, fermati, Ciubi di tacco, si libera simultaneamente di un avversario, riesce a servire un compagno qui con lo scarico molto più semplice, non è bravissimo, qui attenzione
alla prima conclusione in porta da parte dell'Atletico Tormarancia, va vicino al bersaglio grosso, si resta però sull'1-0, Roma calcio 8. Bravo Simmi. Pallone per Ciupi, pescato in avanti, ha provato il diagonale vicino al palo e pallone sul fondo. Piccole scintille in campo già sedate, come già è recuperato il pallone parte della Roma, c'è Ciubi sulla sinistra, ha servito compagno, pallone di ritorno per lui, vediamo se arriva al piazzato e così ci ha messo i guantoni il portiere dell'Atletico. Pallone messo al centro, la chiama il portiere a voce grossa, la riesce a bloccare Demofonti, tenta di passare su due avversari, il pallone diventa buono per un compagno, poi Demofonti qui di prima ha provato il tocco a sorprendere il portiere, qui Ciubi a lamentarsi col direttore di gara per un fallo che non è stato accordato e al 10° del primo tempo siamo 1-0. Roma calcio 8. No, palla avvelenata, Palla allargata sull'out di sinistra, vediamo se arriva il cross ed è così, secondo palo, anzi vertice opposto dell'area di rigore di sinistro, conclusione potente. Accorcia Magri, Rida, qui in E mezzo, fuori. qui in mezzo. Solo! Rida, lì. Per la Madonna. Attenzione qui al pallone recuperato, avevano provato ad autolanciarsi i giocatori della Roma verso la porta avversaria, ha dovuto uscire il portiere fino al limite della propria area di rigore per bloccare l'azione degli avversari. Qui palla sradicata dai piedi di un avversario da parte dei giocatori della Roma, può arrivare la conclusione, il piazzato colpisce il corpo in pieno di un avversario Copri me Angelo! e palla allargata per Demofonti, prova il dribbling, il numero 11 fermato. E Ciubi si impegna a tenerla in campo, gliela scippa però un avversario, attenzione a questa azione dell'Atletico Tormarancia sull'out di destra, conclusione fuori! però si spegne, out. Il rilancio in avanti, palla che arriva buona per Ciubi, un po' troppo lezioso, ha provato a servire di tacco un avversario, non è riuscito il tocco, come non è riuscita questo tentativo di imbocata. Arriva al primo time out chiamato dall'Atletico sotto 1-0, 13° del primo tempo. Qua un attimo, fuori, dai. Mi interessa che giochi con calma, perché poi tu quando perdi la pazienza che fai è quella palla là, lasciala andare fuori, è pezza. Se tu la tieni in campo, ti viene un contropiede. Lo so, però stai però sei andati, però non è venuto, diventa pericoloso. Lasciala andare fuori.
sveglia, oh! Simmi! Vai, sveglia! Sveglia, Oh, Gianlu! Si riparte dopo il time out, questa rimessa laterale, Tormarancia, pallone molto arretrato all'interno della propria metà campo. Giro palla a cercare il movimento di qualcuno lì davanti, sponda un po' fortunosa che infatti non si concretizza. Roma subito dall'altra parte, ma non arriva il momento adatto per la conclusione. Bravo, così! Vai verso il centro, Simmi, verso il centro. Palla allargata sulla destra. Cambia, vieni Rita, vieni verso di noi! Ole! Cambia! Tocca a servire in avanti, attenzione alla scivolata e calcio d'angolo quindi per Iotti, stai su! Paolo! Questo fuori, Paolo! ancora un angolo battuto corto, Davanti riesce a passare l'azione del Tormarancia, allora contropiede Roma calcio 8, pallone servito in avanti, c'è un giocatore libero lì nell'area di rigore, scivola, era il numero 11 proprio al momento della conclusione. E attenzione qui al pallone lottato al limite dell'area di rigore, recuperato dalla Roma, può arrivare la conclusione, ancora il portiere che deve superarsi per tenere la distanza dalle due squadre, solamente una rete. Angolo battuto al centro, allontana la difesa, deve svilupparsi la manovra. Bravo, così, ancora, bravo! Fischio arbitrale poi a favore dell'Atletico Tormarancia. Dai! Tocco vicino e ancora di ritorno, mentre la Roma si è già chiusa tutta nella propria metà campo ad aspettare gli avversari. Palla messa al centro, l'allontana la difesa, non è finita, tentativo ancora col fine del pallone che termina sul fondo. Grazie Gio. Gioca lunga anche, bravo! Peccato, vai via. Vai Alessio. Opa! Torna col rilancio di Opara, aveva cercato qui il tocco in avanti per il compagno, qui ha battuto subito Macri, tentativo cercare Ciubi in avanti, non è riuscito il tocco, c'è Liotti in avanti a pressare gli avversari. Tormarancia che prova a distendersi, Conti col rilancio qui, attenzione, tentativo di suggerimento per Terribili, pallone sporcato e quindi rimessa laterale con Demofonti già col pallone tra le mani, può andare direttamente in area di rigore il numero 11, si va vicini invece da Paruzza, pallone però già recuperato dalla Roma, attenzione qui Conti in uscita, riesce a allargare su Demofonti, centra il numero 11 per Paruzza, tocco non dei migliori
Ancora un pallone allargato per Ciubi, rimessa al centro per Liotti, non riesce a superare però l'estremo difensore del Tormarancia, che ancora una volta si è superato nel negare il gol agli avversari. Ancora un pallone giocato sulla linea di fondo, ancora un angolo per la Roma Calcio 8, c'è Macri sul punto di battuta, lui sulla bandierina, la mette sul secondo palo, staccato Conti a allontanare allora De Paulis, lui con le mani da Oliva, tocco in avanti, subito a liberare benissimo Liotti, che al volo ha tentato la conclusione lì vicino al palo, fuori però di pochissimo. Atletico Tormarancia subito dall'altra parte, Demo Fonti ancora con le sue solite finte, tenta qui un tocco al centro che non giunge però a destinazione. Cambio gioco, pallone ancora a cercare Liotti al centro, stavolta Simmi di prima intenzione a cercare il compagno, 18° del primo tempo, che scocca adesso solo una rete di vantaggio per la Roma Calcio 8. Attenzione qui al pallone intercettato all'altezza del centrocampo con Macri, toccato da Paruzza proprio sotto agli occhi del direttore di gara. Che hai fischiato? Ma che hai fischiato? Hai fischiato il laterale, vabbè, sì. Ha fischiato il laterale. Fonti con le mani, ha cercato la conclusione il numero 9, è stato Laurenti, cercare il bersaglio grosso, qui Liotti prova a sgusciare dalla marcatura, palla ancora buona per Laurenti, ancora una conclusione e il pallone che si stampa sulla traversa, sarebbe stato un gol favoloso. Oliva, tocco al centro, arriva il rilancio, cercato Ciubi, stavolta fuori misura, Conti con le mani, pallone ancora per Laurenti, prova Simmi a spazzare lontano, pallone però è carambolato addosso a uno con la sua stessa maglia, Demo Fonti, lui sulla sinistra, tocco al centro, difesa che si chiude, palla per Laurenti, vediamo se ha spazio per il destro e lo prova, para con i pugni, Liotti a raccogliere, sempre Laurenti, vince un altro contrasto, allarga sulla destra, pallone rigiocato al centro che era per lui, poi Demo Fonti, lui con la conclusione si sta svegliando. Atletico Tormarancia sul finale di questo primo tempo all'arrembaggio per andarsi a prendere il gol del pari. Demo Fonti con l'angolo, palla al centro, attraversa tutta l'area di rigore, termina fuori e time out, stavolta Roma Calcio 8. Dai, oh, animo, animo, dai, va, dai. Dai, oh, dai. Questi sempre primi sulla palla, le correte dietro, sempre mosci. Allora vi dico una cosa, ho fatto già volta e vi dico una cosa, il Cotton ha perso 2-1, quindi regolatevi di conseguenza, morto Dio, ok? Regolatevi di conseguenza, ok? Cercate di metterci il cuore in campo perché avete rotto il cazzo, i tocchetti, i colpi d'attacco, avete rotto il cazzo, giocate a pallone e fate gol per Dio, dai!
Pronti ad andare con gli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Pallone giocato in avanti, Oliva di testa, raccoglie Laurenti. Bene l'Atletico Tormarancio in questo finale di primo tempo, sotto però sempre 1-0. Paruzza la lascia scorrere per Demofonti. Tentato un tocco di ritorno un po' complicato, premiare il compagno di squadra, ringraziato Oliva che può andare con le mani lui in avanti. Liotti non riesce l'aggancia, allora Conti largato su Laurenti, palla in avanti a cercare Paruzza, chiuso benissimo la difesa della Roma, ma si resta lì con Tormarancio in avanti. Demofonti, Paruzza sulla linea di fondo, arriva la scucchiaiata direttamente sulle mani di Opara, va a rilancio per Liotti, pallone che schizza, buono per lui, vediamo se l'ha toccata il giocatore dell'Atletico Tormarancia, non è così, infatti Conti con Paruzza lì vicino, palla che diventa buona, giocabile sulla destra, sta poi al centro la sponda, Demofonti già pronto per il destro che non arriva, allora Guiducci alla fine la perde, ma Demofonti ci mette una pezza, ancora Demofonti, prova lui a passare per vie centrali, alza poi troppo la conclusione che termina sopra la traversa della porta di Opara. Opara con le mani direttamente quasi nell'area avversaria quando termina anche qui il primo tempo, risultato 1-0, Roma calcio 8.